Eccoci puntuali all'appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Saluto i nostri amici telespettatori e vi presento l'ospite di oggi. Con noi in studio c'è Giulia Bongiorno, che è fisioterapista di Friuli Riabilitazione. E nella puntata precedente abbiamo parlato di terapia del dolore, era stato nostro ospite il dottor Luca Micelli, che è responsabile di medicina del dolore, clinica sperimentale all'IRCCS CRO di Aviano. E oggi continuiamo praticamente il discorso che era stato avviato con il dottor Micelli, prepara il campo per quanto riguarda la terapia del dolore a chi dovrà intervenire dopo, come nel caso della fisioterapista o di un fisioterapista. Quindi salutiamo Giulia, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Tra l'altro una fisioterapista giovanissima, giovanissima. È da tanti anni che lavora, essendo così giovane, no. Sì, in realtà sono 6 anni che lavoro. Ecco, quindi ha studiato a Udine? Ho studiato con l'Università di Padova, nella sede di Conegliano, e ho effettuato prima una borsa di studio di ricerca alla nostra famiglia di Conegliano, dove ho imparato ad utilizzare un po' di strumentazioni di cui dopo vi parlerò. E poi ho fatto varie esperienze che mi hanno portato ad arrivare al centro dove lavoro adesso, che è la Friuli Riabilitazione a Roveredo in Piano, e da pochi mesi, da novembre, collaboriamo con il centro di riferimento oncologico di Aviano, e all'interno mi occupo prevalentemente di donne operate al seno o nel subito post-operatorio, per le ovvie problematiche che possono venire fuori a seguito di un intervento così importante come quello per il tumore al seno, oppure in un ambito un pochettino più cronico per le problematiche di linfedemi dovute appunto allo svuotamento ascellare, e quindi porto avanti queste due tipologie di intervento. E poi ci occupiamo molto della parte di valutazione delle pazienti per cercare di creare un programma riabilitativo il più mirato possibile alla persona, perché ovviamente a seguito di un intervento così difficile la spalla, per esempio, di queste pazienti, visto che parliamo di donne operate al seno, subisce delle grosse modifiche strutturali, proprio perché l'intervento non è un intervento indifferente, e quindi cercare di effettuare una valutazione il più mirata possibile sia dalla parte della cinematica, quindi di quanto si muove appunto quel braccio, e sia dalla parte qualitativa, quindi come si muove, quali muscoli si attivano, la fluidità del movimento, la velocità del movimento, ci permette di creare un programma ad hoc proprio per la paziente, che poi potrà guidarla nella riabilitazione ovunque essa sia, perché ovviamente al centro di riferimento oncologico non ci sono solo persone nelle vicinanze, ma ci sono anche persone che vengono da molto lontano, quindi fare una bella valutazione iniziale può aiutare anche i miei colleghi professionisti a cucire su quella paziente il programma riabilitativo che adatta a lei. Anche in questo caso lei getta le basi. Prima c'è il dottore, allora ricostruiamo tutta la catena. Chiaramente la terapia la patologia deve essere individuata, poi deve essere trattata. Una volta che è trattata dal punto di vista chirurgico, subentra il dottor Micelli per quanto riguarda la terapia del dolore. Il dottor Micelli prepara la base per lei, che comincia a cucire addosso praticamente una sorta di movimenti che devono essere fatti per poter recuperare l'arto interessato, e lei a sua volta crea le basi per altri suoi colleghi che continuino appunto a seguire quello che lei ha impostato. Esatto, quindi o lo seguo io direttamente, o lo seguo io direttamente, o semplicemente diamo appunto le basi per far sì che chi viene dopo di me riesca a fare il miglior lavoro possibile per la paziente. Ovviamente la componente dolore è una componente molto importante, molto disturbante nel recupero della funzione, quindi la componente dell'eliminazione della parte dolorosa più intensa che c'è nel post-operatorio è un bel aiuto ovviamente per noi per poter lavorare, ma anche per la paziente per vivere meglio, perché ovviamente queste sono
pazienti che fanno fatica a fare anche le cose di base, pettinarsi, l'igiene personale, quindi cercare di aiutarle nei vari versanti, perché comunque bisogna cercare di prendere in carico a 360 gradi il paziente nelle varie componenti. Il dottore si occupa di terapia del dolore, io mi occupo della parte di valutazione e di riabilitazione, i vari altri professionisti faranno la loro parte nel recupero totale, si spera, della funzione lesa. E come diceva che ogni paziente chiaramente ha la necessità di avere un certo tipo di terapia, in questo caso anche per quanto riguarda la fisioterapia, no? Determinati movimenti, determinate... Certo, perché anche se l'intervento è lo stesso, la patologia è la stessa, poi quello che è la funzione lesa è molto diversa da persona a persona, quindi bisogna cercare di capire dalla persona quali sono le problematiche principali e cercare di capirne la causa, capire se possiamo aiutarli noi o indirizzarli da chi di dovere e capire come il trattamento, le terapie che hanno subito hanno ridotto la loro qualità della vita per poi cercare di capire come aiutarle, quindi anche a parità di intervento la parte riabilitativa può essere diversa. A maggior ragione è molto importante avere una valutazione il più oggettiva possibile, ma su quella paziente, quindi anche se gli strumenti sono gli stessi, poi le letture vanno fatte sulla persona. Senta, si diceva che lei si occupa anche di dolore in generale, di aiutare le persone, anche non solamente le persone che hanno queste patologie, cioè, quindi non solamente direttamente al Crohn. Anche in questo caso, praticamente il paziente si presenta da voi con chiaramente una diagnosi, già con delle terapie che sono state prescritte e voi continuate in sostanza? Certo, Ecco. Noi cerchiamo di accompagnare il malato, il paziente, la persona a tornare a fare le cose come le faceva prima. Quindi c'è stato un problema che ha dato dei danni tissutali e eliminata la componente dolore o comunque data una diagnosi, noi cerchiamo di riportare il paziente a fare le proprie cose a casa, che possono essere dalle più banali, appunto allacciarsi le scarpe, pettinarsi, farsi la coda, a quelle un po' più impegnative, quale il rientro all'attività lavorativa o anche riprendere a fare i propri hobby, le proprie attività ludiche. I pazienti più difficili che le sono capitati finora? Perché so che ci sono delle persone, magari più avanti con l'età, che rifiutano, no? Anche determinate terapie, che rifiutano... Le persone più difficili sono quelle, secondo me, che pensano che solo con i farmaci riescano a risolvere il proprio problema. E qui mi riallaccio a quello che aveva detto il dottor Miceli, e che sono due mondi che devono andare insieme. Quindi è vero che la pastiglia mi aiuta, il farmaco mi aiuta, però devo cercare di guidare il mio corpo a trovare una soluzione al problema, non solo il palliativo della riduzione del dolore. Quindi i pazienti più ostici secondo me sono quelli che sono un po' più pigri forse su quest'ambito qui, perché bisogna metterci del proprio e pensano che solo con il farmaco si risolva la cosa. Non è sempre così. Invece c'è appunto la necessità del movimento. Del movimento, sì, ecco. di tutta la parte di riabilitazione. Adesso si tende tanto, no? Cioè si punta sul movimento anche come terapia stessa per quanto riguarda il dolore, movimento che si abbina alla terapia farmacologica. Assolutamente, il movimento deve essere inteso come terapia ma anche come prevenzione, quindi il movimento dovrebbe entrare nella nostra quotidianità, il movimento, l'esercizio fisico, perché tanti dolori vengono eliminati semplicemente con un movimento mirato, quindi la figura del fisioterapista dovrebbe essere presa in considerazione non solo per la parte di cura, ma anche nella parte della prevenzione, quindi non aspettare che il problema diventi grosso prima di rivolgersi allo specialista, ma cercare di prevenire quelli che sono poi i danni, quindi il movimento dovrebbe entrare come terapia nella nostra quotidianità. Sì, anche questo è il futuro, perché abbiamo detto medicina, cioè terapie sempre più cucite addosso, però anche tanta prevenzione che parte proprio dal corretto
stile di vita e soprattutto movimento, no? Assolutamente Adesso è sì. imperativo, sembra sia diventato imperativo, movimento. Sì, perché purtroppo il nostro stile di vita è diventato molto più sedentario rispetto a una volta, quindi molti problemi di lombalgia, cervicalgia sono dovuti dalle posture che teniamo al lavoro e dal mancato magari rinforzo, perché non facciamo degli esercizi specifici e mirati, e quindi credo che sia anche lo stile di vita e le posture che ci portino ad avere più dolori rispetto ad una volta. Bene, io non posso fare altro che ringraziarla per essere intervenuta alla nostra trasmissione, quindi ricordiamo che la dottoressa Giulia Bongiorno è fisioterapista al Friuli Riabilitazione e collabora appunto con il CRO di Aviano, sempre con la medicina del dolore. Grazie per essere stata con noi, grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo nella prossima puntata. Arrivederci.